Astora qui non taglia stella e l'ora di Yuga. E l'ora non farà. Perché è l'ora di Isabella Antoni. Yuga Muisem. Salute a tutti e ringraziabili secondi. Noi è sempre un piacere di ritrovare tutte le sere in Antavia Stella per giocare insieme ai Sapientoni. E mula giocare stasera ancora a squadra di Le Cœur d'Homme de Sartène, Stéphane Paganelli, Matteo Maestrini e Jean-Claude Tramoni. Salute. Salute. En cœur. Jusqu'au bonjour, ils sont en cœur. Dites-moi à due parole dans le Cœur d'Homme de Sartène. Stefano. Ugo esiste di poi 1995 e facciamo concerti e siamo rientrati fra una settimana di Inde e ci andiamo in Georgia da qui a qualche giorno. Cantiamo veramente tutta la notte, ma di poi 2 anni facciamo di nuovo formazione per i cittadini e abbiamo una scuola di canto. E facciamo cantare i cittadini da 10 a 15 anni una sera, anche più meglio l'uni sera di noi, per i giorni da 15 a 99 anni. Ecco. Voilà. Ci sono a te dei siti bislingui in Ulmedo, in Pedretto, in Sartè. Ma proprio E Jean-Louis che qui da Reto faccio di noi cantare 3 cori e qui sono più anziani. Bell'opera, cioè di là, in braille, pure Sciacamana. A squadra di Ugori. Cantatore Girandoloni, a squadra via Corsica, Puletti Sciacamana, Gerard Papi, Stefani Casalta e Achima Zuccarelli. Salute. Salute. A squadra via Corsica, siete Girandoloni o no? Siamo mezzo Girandoloni, sì. Allora, siamo una squadra di guide turistiche. Accogliamo la gente per imparare e farli conoscere la nostra isola. La nostra forza d'amante di che, già siamo 24, la nostra grande voce è che parliamo tutti una lingua straniera, cominciamo per il francese, l'italiano, o l'inglese, anche il russo. Quali sono i più numerosi? Gli italiani, gli inglesi? Ma appena detto, Ma appena detto, saranno i francesi. I francesi. Voi chi parlate? L'abbiamo imparato. Non parlate uigurse, poi dopo francese? O francese o italiano. Francese, italiano. Francese e corso. Basterà. Allez, salutiamo a me Sapientona me. Patrizia Gattacega. Salute. Sono particolarmente contenta di ricevere i miei amici di Gantu, perché qui con Jean-Claude abbiamo campato insieme l'avventura di Giochi Olimpici d'Albertville nel 92, da ricordi Jean-Claude. E poi i nostri amici qui di noi, 2 squadre in fin di conto chi tramandano, a chi tramanda il Gantu, a chi tramanda il logo. Ecco. Ed è importante. Allora, cominciamo su viaggio in canto, giungendo a Raffica. Allez, prima prova di Sapientoni stasera giochiamo a Raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile, pigliate non tu funzo, mi date una risposta buona, pigliate 20 punti e se vi sbagliate un pigliate in onda, ecco, e il primo che appoggia è quello che risponde. Cominciamo subito a Ali. Chi motto faceva l'imperatore romano per dall'ordine di scompiere un gladiatore? Un motto. Chi fate? C'è così. Un dito ninjo. Risposta buona. Il ladino pollice verso. E risposta. E quelli era per lasciare il campano. Penso che lo userà il ladino pollice recto. No, ma penso di sì. Chi specialità, bastiaci colasse, si fa con l'oi di un mazzardo? Chi è un mazzardo? Un mazzardo. In francese è le mulet. A Butarga. Ci porterà un altro nome. A Butarga. Risposta buona.
So lasciamo avanzare so appena. i sutanacci che hanno risposto a chissà qui, aiuto. E lasciamo avanzare appena. Lega troppo. Guarda, è semplice chissà qui, attenti, Dunque, Ce l'è sempre, appoggio subito. dunque, la risposta È così. è pas medium. Bon, ascoltate, in che disciplina sportiva riesce nous proprio bene Yannick Agnel, Florent Manodou, Camille Lacour. Natation. Natation, ça marche. Risposta a voi. Di rapidezza. Allora giochiamo. Ma chissà qui di nuovo, uomo politico, corso, cognomato, a volpe inargentata. Jean-Paul de Rocazer. Allora, tocca a lei di rispondere. Jean-Paul de Rocazer. Jean-Paul de Rocazer, risposta a voi. Le renard argenté. Allez, allez. On avait tous la risposta. In i paesi dell'Africa di Nord, come si chiama su Tiano, chi si face coce in un piatto che porta lo stesso nome? Le tagine. Le tagine, risposta a una. Petite mise en jambe, tu as été 20 punti quantunque, ma tu hai 80 punti per la siete in testa. On fera foi la prochaine mieux, comme disait l'autre. Allez, giughiamo a varia via. Giughiamo a varia via. Una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio tre proposte. Fate la vostra scelta, rispondete bene, pigliate 20 punti, vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E mo la comincia ancora squadra di Via Corsica. Prima domanda e proposte di Patrizia, ascoltate bene. Un animale savinato è un animale... Un animale savinato è frigiato di barretti colori, castrato o allora manso. Non hai mica bisogno di appoggiare, tocca poi di rispondere. A prima. A prima. Frigiato. La prima di risposta. barretti colori. Risposta buona. Ecco. 20 punti. Tocca a noi. Chi scriveva in italiano, prigioniero in campi di concentrazione nazi, ha scritto Si c'est un homme. Primo Levi. Allora, Ah, pardon. sarà Italo Calvino, Dino Buzzati o Primo Levi. Pardon. T'as montato la sorpresa, te la risposta? No, Primo Levi, risposta a voi. Je ne savais pas che donnait un prix. È nato in Nuigeno e morto nell'87 e dunque raghi misto informazione uso libro Si c'était un homme conta la sua storia e la sua prigionia dei campi di concentrazione. Un'altra domanda di Savaria Via. Qual è sa di ste città maroccane un possede mica marina tra Marrakech, Rabat o Danger. Marrakech. Ouais. Di sicuro Marrakech. di sicuro? Et Oui. No. oui. Oui. Oui, t'as radio. Oh. Risposta a uno. Marrakech. Conoscete a bene. A Penuccia. L'ultima domanda di Savaria Via. Che isola è stata conquistata da Achille Murati in un 1767? Allora sarà Elba, Montecristo o Cabraia. Sovic. L'isola è stata conquistata da Achille Conquis, Murati. Achille Murati. Quelle île il a conquis? Allez, dis-le. Elba, Montecristo, Capraia. Allez. Montecristo. Montecristo. No, C'est pas ça. no. Gira Cabraia in un 1767 Ivera, dunque il comandante Muradi è scalato qua con 20 vascelli e 200 uomini per fare un campo, ma i genuesi sono giunti
a riscossa di radio e le toccata a campa dunque barretti mesi stisu la be liberale in fin di conto u 29 di maggio di l'istessanno 1767. E anche Caprai avete regalato un po' di punti, eh? Bon, avete 80 punti con tutti, eh? Ma, avete 80 punti di nuovo, di a parità. Voilà. Chi viene a point a chi répond bien? Non solo giocare a trappola, e da salutare i collegiani di Baleone, scuola di Seiesima, salute. Volete bene in un pubblico, anche a metà produzione, andate in un sito sapientoni.tv. Allez, giochiamo a trappola. A trappola, sono domande preparate da squadre. Quando c'è una parità, comincio sempre con cui i turchini, i blu, come je dis chez moi. Allora. Oh bah. Logica, giocate contro le cœur d'homme de Sartène. Donc la domanda adesso è Nantaù. Canto. Giampaolo Poletti. Allora, Giampaolo Poletti è membro d'onore di una famosa scuola di musica. Ma qual è essa? Giampaolo Poletti è membro d'onore di una famosa scuola di musica. Ma qual è essa? Oui, c'est bon. Ce la s'appelle, oui, l'avete? A scuola di Natale Lugiani. No. La risposta è? Royal College. Le Royal College de Londres. Royal College of Music of London. Scusate. Ce la s'appelle. Comment? Monsieur Jean-Paul Poletti, scusate. E è un onore anche di essere membro d'onore di a scuola di Natale Lugiani. Ecco. Oui. Bon, C'est beau. non avete mica pigliati 40 punti, ma hanno recuperato 20 punti così. Trappola. C'est à nous. Trappola. In 1777 Charles Bonaparte, deputato di nobili corsi, va a trovare un re di Francia e gli domanda una borsa per far entrare a Napoleone in che scuola militare. E chi si? Lio o Rennes? À Brienne. Brienne. E chi si? Lio o Rennes? Non, Brienne. Non, on n'entend pas. Ah, non. Ed è una trappola. C'est Non so mica Brienne. cascata in una trappola, c'è Brienne. Allez, quoi, toi? Au début, je dis. Mi hanno detto nella rete perché non sapevo mica. Ha cominciato in Autun. Autun. Bon, a chi ne siamo va? 80 punti per voi, eh? Ma anche Brienne passano in testa, va, eh? Ma, siete in testa per va? E la giocare o sciappa a capo? Allora, che di un sciappacapo passa Piantoni, vi dico, Ce le trova qualche sia, un personaggio, 5 indizi, avremo un indizio se avete un'idea, fate una proposta, rispondete bene, pigliate 60 punti, e poi dopo facciamo 10 punti a ogni indizio. Bon, vi potete sbagliare, se avete un'idea, potete pigliare non tu funzo, rispondete, bon, se vi sbagliate tanto peggio, ma provate quantunque. Ascoltate, per trovare su personaggio, il primo indizio di Patrizia. Sonato in Calcadoglio in 1882. Per via di attività so celebre, ma d'altri come me so celebri di noi, soprattutto all'epoca. Ecco. 1883. Né à Calcadoglio en 1882. Oui, ça, je l'ai demandé, mais... Et pas le seul à être célèbre dans son domaine d'activité. Ah, pas du tout. Bella gauche, No, la Sartinese. No, del Cogliano. Quale sei? Le dire toujours. Spada. Spada. No, non cerchiamo mica spada stasera. No, basterà. Tu peux pas. Ah, peux pas. no. Un altro indizio.
Calcatodio ha dato un ministro a Repubblica, Xar Campinchi, e io sono diventato un re, ma di modo poco glorioso. Romanetti. No. No. Romanetti, no? Romanetti. Romanetti. Detto il suo nome o no? No. No. No, io comincio con no, Nunzio. Non. Romanetti. Non Romanetti. Lei è troppo bravo, non Romanetti. Avio debut. È uno sciapacapo di stasera. Bravi, Oh là là. Tu li hai trovato, Tu li hai trovati tra tutti i banditi all'epoca. Romanetti era gugnumato giusto appunto re di Amatria. E Campinchi di noi sono paesani, compaesani di Calcadodio. Ha piato Amatria in 1913 e a partesi di 1919 Sabigina di François Coty. In 24 facendo un film nella sua vita e è stato dopo a sua morte appena misteriosa. L'hanno trovato morto a colpi di chevrotin e nessuno ha trovato qual è la via dopo. Non c'è stato nessun processo per l'assassinio di Romanetti. Di un'intesa riflessione, anche la squadra di Via Corsica. Avete pensato a chi? A quale? A spada. Spada. Ha di un teso in bella gauche. Ci vuole continuare. Bon, ma per ora, 120 punti per Via Corsica, ma i nostri sapientoni di stasera sono di Sartè. 180 punti, bravi, le cœur d'homme. Allez, è l'ora di regali. I nostri vincitori hanno dato delle e belli libri grazie al Journal de la Corse e fa belli regali con a sogarta privilege l'invitation baleule in Corsica e in continente. L'altri hanno dato delle con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, allez, basta stasera. Braia, due belle squadre, avete passato un bel momento? Starete allora. Voglio ringraziare di nuovo il pubblico di stasera e poi ben intesa a me Sapientone, a me Patrizia. Grazie a tutti. Bella partita. Volete giocare con noi o essere in un pubblico come stasera? Andate pure in sapientoni.tv. Da qui una stundetta l'informazione non via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!